Saluto a tutti! Oggi, come potete vedere, a Vabriguccia abbiamo invitato un personaggio famoso. Ma quale sarà? Lasciatemi domandare. Quale sei tu? O Principello, O Principello? Chi ti ha do pianeta? Ponteleccia. Ponteleccia, ma sai che la conosco a do pianeta? Per un momento ti propongo di andare a Pedro e usatello per fare pena di teatro. Da mano. Yeah. Andiamo! Vieni con me. Obe. Mia quale di porto. Mi. Conosci questo personaggio? Così bello. Ma sapete qual è? Un Principello. Sì, di un principello. Da passarsi una storna con noi. Io sono contento. A conosci la folla di un principello? Sicuro che conosco. tipo È chi, uno dei miei libri preferiti. Allora, Bon, che facciamo? Si scopriamo appena sta consegna, io voglio sapere Ali. ciò che ne abbiamo da fare con questo principello. Lisandro, ci leggi la consegna? Yeah. Allez, pia pure. Travaglia o ridado di l'opera. Di l'opera. Dunque, l'opera, quale è l'opera? Di quella di U? Principello. Allora, che hai scelto tu come ridaglio? Cascavè, perché guarda, Francine, mettiti qua così metto puoi qua leggere là. anche tu. Mi driga di scoprire ciò che E- hai scelto. Abbiamo Ah. un piccolo passaggio, dunque di quando a Volpe scontra un principello. Dunque, abbiamo di già un principello, e poi mu pia un altro principello, così. Ah, Femo- di Camille, principello. E dunque, Lisandro, tu fai? A Olpe. E tu, Luca? A Olpe. A Volpe di noi. Ecco, dunque, due golpe Allora, e due principelli. volete cominciare a leggere? Allora, scopriamo su questo. Ecco di un segreto. È bello semplice. Guarda, se vuole bel Google, i punti di primura, lotti o un buon web. A te? A te, principello. I punti di primura, loggi, un Loggi? buon web. Tu continui a tua fa, Volpe. Sarà un tempo che tu hai perso, a persa di rosa, chi l'ha fatta? Così importante. E tu? Saria o tempo che ho perso appresso amoroso. Allora, così di, ma lavora su questo. Magnifico, ti Uliai, hai piato un ridaglio che mi piace assai. Allora io si dico, vado a lasciare lavorare con Pedro, se la scenetta e poi mi ritrovo dopo, via. Mi tocca andare a trovare Fanu. Allez, a dopo. A dopo! Fanu, Mi. hai una grande notizia. Dimmi. Sai qual è che è giunta a farci una visita? O principello. Un principello? Yeah. E ma qual è questo? Conosci mica il principello. Poi io conosci domani. E qual è? Sapete da noi Luane? Da Una Ponteleccio. Viene da Ponteleccio Ah, nostro. bon. Amico, dopo vi presento. Allora, che facciamo qui do satello? Io, posto che tu parli di Principello, conosco una canzone che Yeah. hai fatto a Rocchi. Yeah. E sai come la si chiama, la canzone? Principello. Ma Principello. conosco proprio questa canzone. Ah, ci contiamo? Volentieri. Allez. 3, 4. Principello, così grazioso e bello, imprestarmi le domande che ho nel via delle culane fatte d'oro, come l'antico tesoro, e tre sputele di stelle da spartecule zitele. Così bella sta canzone. Magnifica, mi piace troppo. Io volevo presentare appena Yeah. i nostri artisti oggi beh. che cantano così bene. Saverio. Abbiamo a Jade, abbiamo a Noah e abbiamo di noi a Kelia. Salute. Salute. Allora, che hai previsto di fare per questa canzone? Tu? Allora, mi ha lavorato appena, giusto appunto, appena interpretazione, ma mi ha appena struttura come l'è fatta. Io che ti appena particolare. È struttura particolare. vera e nuova. E poi dopo mi ha lavorato a giustezza, un ritmo appena come sempre. Come d'abitudine, Yeah. fuori di fatto che è una magnifica canzone Yeah. e che mi triga di già di volta. Allora, per un momento mi ne scappo con i artisti quella che mi aspettano e vi dico a dopo. Travagliate bene, zitelli. A dopo. A dopo. Allora. Saluta zitelli. Salute. Allora, io ho una bella notizia di è scalato a Vabriguccia o Principello. Conosci questo personaggio? Yeah. Allora, prima di cominciare la nostra tela di fare come poi mi aiuta a mettere un mosco sale. Guardate così bello.
di come ostro, Così dunque, forse che siamo appena d'ambruta, ma non è mica sicura. Prima di cominciare con il nostro materiale, voglio da presentare chi ne idee. E allora, con noi abbiamo François, Salud. Anna, Salud. abbiamo Lisa Salud. e abbiamo Chiara Maria. Salud. Ecco, presentazione fatte. Cominciamo con il nostro materiale, così. Allora, che troviamo in tassu d'aulino? Bravo, c'è da serve, c'è da giù per fare i nostri pedagli. Dopo che abbiamo di noi un basetto di vetro. Allora, noi ne abbiamo appena garuccio così, ma poi di noi adoperare un basetto di gidrolo, per esempio. Invece di un palo nostra romano, sulla ubuè de bia e fa un bel oggetto. Dunque, abbiamo di noi Decorazione. ecco, ci sono decorazioni, stelle, nulli. E poi abbiamo per voi un muelo, quello di arrosola. Guardate qui, come trovate amorosola. Abbiamo te bro e mi pare che la fare di riesci due. Allora, così vi propongo di cominciare un nostro telo, piamo per Roma una basta. Allora, piade. Ecco, ne più un anch'io. Allora, sa basta ha bisogno di essere travagliata per poter farsi. Cioè, la fa la scalana in mano, È difficile. No, beh. Avete abbastanza forza, pensate? Yeah. Allora, fatela girare nelle vostre mani. Ecco, guarda come lo faccio François. Di così, aspetta appena, così, dopo a girare torna. Io sto assente quelli che facciano delle risentite. Facciano un rimuscio. Ad andare alla assente, continuate a travaglio, Allora, benide. Allora, hai imparato un po' questo, Tom? Metti di qui, metti la nostra olpe qui. Allora, può darsi che ora possiamo bruare. Allora, bilascio sempre il destro, ma a bruare di già alla corre il destro, d'accordo? Dunque, se la pensare una fuori, a olpe in traccio di guntare un segreto al principio. E tu rifletti a ciò che Luigi. Dunque, i bunti di Brimura, l'occhi on li buono ede. Vai burro. Ecco, Gemo si crede. È bello semplice. È bello semplice. Vede? Bede. Bed? Si vedeva con gore. Si vedeva con gore. I bunti di Brimura, l'occhi on li buono ede. I bunti di Primura, l'occhio, ne buono ed. I bunti di... Brimura, l'occhio, un buono ed. Fai sempre, perché siamo al teatro, donc fai sempre qua là. Il pubblico è qua là. Non guardiamo mica troppo da ulone, così. Allora, saria o tempo. Saria o tempo che t'hai perso. Vai burro. Saria o tempo che tu hai perso après la tua rosa che l'ha fatta così Après importante. sa rosola che l'ha fatta così importante. Après sa tua rosa che l'ha fatta così importante. E tu? Saria o tempo che tu perso après su amoroso là. Bravo, hai guardato da una appena detto, ma di normale c'ho lo tempo per imparare. Stamattina, l'uomo si è scordato di questa verità. L'uomo si è scordato di questa verità. Ma tu, Ma tu? non l'hai mica da scordare. Fedia, ad olpe, Se tu non guardi mica o due personaggi quando tu lavori detto, Ma tu, non l'hai mica da scordare. Una amica da scordare. Ti do caprimurati. Ti do caprimurati. Per esempio, di ciò. di ciò che t'hai avanzato. Di ciò che ti hai avanzato. Avanza appena tu, si responsabile di adoroso. Si responsabile di atoroso. Tu puoi avanzare così. Aspetta, più tempo. Avanza così. Come se tu beri adoroso la guassunanta do pianeta, So responsabile di amoroso là. Bravo, hai visto appena? Yeah. Vuoi de broie? Allez, tocca a voi. Guarda François, ne hai fatto casca un pizzuccio, mettila dentro, che ne idee? Di abbastanza galla? Yeah. Allora, è da come una piccola salticcia, baglio da va bene. Guardate, a voce va là e la allungo così. Hai visto che comincia a allungarsi, E ho fatto da bella travagliata, ho fatto che la sia galla, si lasciava, hai visto? Dopo, è da tagliare, guardate, in due, così, d'accordo? Dunque, abbiamo messo le misure le stesse, tanto quando coltella posso dare una prima volta, qui adesso torna a mezzo, infine cerco di fare a mezzo, qui, d'accordo? Qui la giudaiata e poi dopo, a metto così, torna e cerco di dare a mezzo, vede? Di maniera fa che ogni misura sia la stessa, vede? Tocca a voi.
Allora, fate la vostra piccola salticcia. È difficile. François, che dici? vabbè. Come è? Si lascia fa più che Prima? Che non, è vero, perché chi l'ha travagliata, dunque di appena più calla. Ecco, dopo continuate, Ci siamo? Bon, ora che avete tutti i vostri pezzi, staccateli tutti come me, guardate, li ho tutti staccati. Vede? E poi dopo piate un pezzuccio così, per fare un pedalo così, guardate, giremola, scallemola, come muovete la prima volta. Piate un pezzuccio, allora girate. Ecco, a me è abbastanza galla, allora guardate ciò che va per fare un pedalo, lo metto così nel piatto e cuito, lo scraso, di maniera a fare un terzo. Guardate prima, avete visto? Come è? O posso girare di nuovo di lastra onda e ricominciare, torna a scrasare. Avete capito? Yeah. Allora, una volta che avete fatto un pedalo, continuate con la stribezzi che vi fermano, cioè la fate tutti, Allora, così continuate. Chi usano quelli che cantano, quanto che fanno, andiamo a fare spia. Continuate, E trasporteri di stelle da sparticole di delle. Bravo, idee. Allora, quale è la particolarità di questa canzone? C'è mica Rebi. Non c'è mica ribilio, ma sentite che ci sono due melodie differenti. Yeah. Qual è che mi può cantare la prima melodia? Savira, mi facci tu? T'accompagno, allez. 3, 4. Principello, principello, così grazioso e bello, imprestami le domande che ho ne via delle culane. Tre culane fatte in oro, come non dico tesoro, e trasporteli di stelle da sparticole di delle. Perfetto. Allora, così avete fatto tutti i vostri pedali? Yeah. Siamo pronti, allora, va bene, come lo si fa? Un montame di sta rosola di un principio. Guardate qui, ne più uno e guardate, o giro piano piano. Guardate, avete visto? Yeah. Cioè che lo vesi un cuore così, qui è di un cuore di rosola. E poi dopo, guardate bene, abbiamo un secondo pedale così e aiuta a metterlo proprio, avete visto? Di questa maniera. Guardate un muello di quella che è già fatta, vedete come la faccio? E noi siamo in traccia di fare la stessa cosa. Dopo ne abbiamo un altro pezzuccio e lo metto qui. E ricomincio di stessa maniera. Guardate. Allora, a tocca a voi. Fa bene tu, Chiara Maria? Ci vuole che tu l'aprissi appena. Continuate, è bene? E tu, Mami Gelana? Oh, guardate qui. Qui è un bel esempio, François, che si passa? Non ci l'avemo? No. Non faccio nulla, guarda. Hai visto qui è già un cuore? Dopo pigli a seconda. Sta appiccicativa non tutto biato, Si vede che tagli i muscoli, Su principello, sapete da due luene? François, da due luene su principello? Ie ben di una pianeta che si chiama l'asteroide B612. Bravo, bello che tu ne sai a fare. E allora, chi si trova in questa pianeta? No, sai tu? Ie ci 3 vulcani Ah, ci sono 3 vulcani? e un fiore. E un fiore, allora, di questa famosa rosola. Allora, questa famosa rosola, chi si passa? Chiara Maria, chi si può dire in questa famosa rosola? Scontra una volpe che gli spiega che diventa amiga e che gli spiega che la sua rosola è unica perché è preziosa in Deus gore. E perché chi il principello a tempo mentre si viaggia si rende conto che ci sono altre rosole, altro. Allora è triste, E sa volpe gli spiega che non ci vuole mica perché chi ha gioia è preziosa. Dico fatto che la sia unica non so gore come quella che noi abbiamo traccia da prontare, Mentre noi abbiamo traccia di compia nostra rosola e vi propongo di andare a trovare nostra piccola giornalista che fa come principello un giro il mondo e ci porta oggi in una bellissima città di Croazia, Dubrovnik. A te, cara Lucia. Salve
de Francine. Oggi Mineo a scopre a ber la di l'Adriatico. Dubrovnik, l'anziana Ragusa, ha saputo bruvità di situazione. In strada tra Venezia e l'impero ottomano ha sempre avuto rapporti abbastanza ogni cu e due budanze. E sa possibilità di fare un commercio con tutti ha permesso a Dubrovnik di svilupparsi. Anche se negli anni 90 a Gida ha sofferto assai di guerra, possiamo sempre ammirare sa cittadella eccezionale con muri davanti da diventare meglio. È un luogo magnifico, un museo a cielo aperto, in dove si è firmato un tempo e che dà alla televisione la possibilità di girare le serie più conosciute. Ma a potenza passata di una città si capisce di noi con la misura propria. Oggi noi misuriamo i metri o i centimetri per esempio, ma tanto in certi luoghi si misurava qui bei e qui in Dubrovnik indovinate con un guide di un certo Orlando. Uso guide dire a riverenza per tutte le misure della Repubblica di Dubrovnik. Misurava esattamente 51 centimetri. Pare nuvole. Vi lascio, cari amici di Fabriguccia, che ora mi tocca fare le mie misure. Pochi due e auguleggio. Grazie cara Lucia, come sempre ci siamo campati. Allora noi in sovrattempo abbiamo continuato e abbiamo cacciato da un forno le nostre rosole gotte e abbiamo vedere idee, fatele vedere. Sono magnifiche, sono veramente preziose le nostre rosole, come quelle del Principello. Allora mettete le gusti e io vi propongo di fare a fare prima. Se avete fatto come me, bisogna piastrare le mani. Guardate le mani così, brutte che le so. Fate vedere le vostre. Oh. Avete visto? Allora idee, ora vi tocca più vostro garrafone di vetro e dividerlo in una vostra rosola. Fate attento, fate caso, ecco, brava. Ecco e così giri, fa bene tu. Giratelo proprio, che l'affare sia sicuro. Ed è fatto un bello lavoro, idee. Allora, una volta che l'affare è evitato, io vi propongo di fare decorazione, potete bien qui, per esempio le stelle, Fate mettere una stella a te. A piede ancora, un piede servito, vi scegli di burro e ne metto una qui. Abbiamo fatto infatti come l'ha fatto il Principello. Sapete che il Principello ha la rosola perché la sia prudetta, l'ha messa di un vasetto così né gli animali né l'uomo la vogliono arruinare. Allora, idee, io vi propongo di fare bene il vostro lavoro di quasi compio. Famoli vedere. Fate vedere il vostro lavoro magnifico. Così belli. Ed è fatto un bello lavoro, un bellissimo, e poi è fatto come l'ha fatto il Principello. È stato un piacere di lavorare con voi oggi, ma a me mi tocca andare a Pedro e la telo di teatro, vi lascio compie. Eccoci. Oggi, a bene, Voi imparate a udestro. Vabbè. Salute. A chi desimo? T'abbiamo una fare, hanno una memoria tremenda. Hanno quasi imparato udestamente. Allora, li toccano a imparare a mettere appena di emozione, appena di intonazione. Allora mi metto qui in un frattempo. Allora, vediamo come li fai. Allora, tocca a voi oggi. Ecco il segreto, è bello semplice. Vede, si vede con gore, i bunci di primura, l'occhio, ogni buon vede. I bunci di primura, l'occhio, ogni buon vede. Sarebbe un tempo che tu hai perso a pezza di rosola che l'ha fatta, quindi importante. Sarebbe un tempo che ho perso a preso amorosola. L'uomo si è scordato di questa verità, ma tu non hai mica da scordare. Si dochi, a primurarci per esempio che ciò che tu hai, a Massad, si è responsabile di rosola. So responsabile di amorosola. Bravissima. Ci hanno fatto sognare questi idee. Sicura. Così devi visto appena messo in scena che l'hanno fatto. Bon, allora, Luca e Tom, tocca a voi. Allora, mettitevi in piazza. Allora,
adia gira qui posto che boguniscide. Strudesto. Ecco, ti metti in piazza così e un binchedade baiudemo. Allez, Mo fai adesso è da appena qui. più difficile Allez. senza ho scritto. Allez, Luca. Ecco di un segredo. E bello semplice. Ued si vede cugor. I bunti di primura. Loti, ogni buon ued. I bunci di primura, l'occhi un buon uede. Saria o tempo che tu hai perso appresso la torosa che l'ha fatta così importante. Saria o tempo che ho perso appresso amoroso là. Non mi sono scordata di questa verità, ma tu, un'amica da scordare. Ti do che ha primorat e per Rosanne? esempio di ciò. E la C'è ciò che t'hai ammansato. C'è ciò che ti hai ammansato. Ammansado. Ammansato. Sono responsabile di torosa. Sono responsabile di amoroso là. Bravo. Allez, fais-moi donner una volta con Lisandro e Camille. Allez, bravo, pusate. Allora, awa, si de l'ultimi a passare. Ecco di un segredo. È bello semplice. Vede, si vede becco gore. I bunci di primura. L'occhi, ogni buon uede. I bunci di primura, l'occhi un buon uede. Saria o tempo che tu hai perso appresso adoroso. Chi l'ha fatta così importante. Saria o tempo che ho perso appresso amoroso. L'uomo si è scordato di questa verità. Ma tu, non hai mica da scordare. Ti do a primurato, per esempio, che ciò che tu hai ammassato sei responsabile adoroso. So responsabile di amoroso là. Come li so cari e bravi. bravi. Bravi così deli. Si vede che dobbiamo viaggiare a fare un teatro. Oh Pedro, ora sì che ora con scapessi in defanu a cantare appena sa magnifica canzone io principello. Adoro così deli. Cantava. Fanu. Ah, Allora, che ne siamo? Avete imparato la canzone allora adulta? abbiamo lavorato appena, non la prima strofa. E su Principello l'hai visto tu? La di visto, la di Come è bello, scontato. meno? È magnifico. Magnifico. Sai, la di portato fino a De Pedro e si entrato da prontarci qualcosa di diverso. Allora, Fanu, chi fa moi? Cantiamo, Francine, le canzoni Ah, italiane sono volentieri. belle, ma le canzoni corse sono più belle. Allora, cantiamo. Andiamo, a ci cantiamo usano, eh? Allez, oggi cantiamo usando. Vi voglio sentire tutti, eh? Principello, principello, così grazioso e bello, imprestami le domande che ho ne via tre culane fatte d'oro, come un antico tesoro, e tre sportelle di stelle da spartecule idee. Principello, così grazioso e bello, imprestami le domande che ho ne via tre fontane canterine da guardare cristalline e 100.000 canzone da cantare cubabone. Principello, così grazioso e bello, imprestami le domande che ho ne via tre campane d'argento per accompagnare un canto e 100 fiori sbucciati così dolci e profumati. Principello, così grazioso e bello, imprestami le domande che ho ne via tre fontane fatte d'oro, come un antico tesoro, e tre
Ecco Zidi, siete stati proprio rai e ci siamo tornati a campare una canzone magnifica. E mu da sparte con gli amici che ci aspettano, a Fabreguccia e compia per oggi, e mu da andare a fare un bello ritratto tutti insieme. Che ne dici? Andiamo? Andiamo, venite con noi Zidi. Ali. A vedeci. Siete pronti per un ritratto? Sì. Andiamo.